Ma che no, davvero, a parte tutto io ringrazio tutti, ringrazio per l'amicizia, ringrazio per la dimostrazione d'affetto. Ragazzi, questa era la prova, secondo noi, che c'era bisogno di provare a scrivere un'altra storia rispetto a quello che diciamo, è stato fatto in questi anni. Non è una rivincita, nessuno deve pensare che sia successa niente di particolare. Io penso che si sia affermata la politica. Abbiamo fatto una campagna elettorale parlando di temi, di idee, di proposte per Prato, evitando le polemiche che non devono iniziare nemmeno adesso, perché fin da subito vogliamo iniziare a lavorare per dare risposte a quelle che sono le richieste dei pratesi. Guardate, veramente, lo dico sinceramente, adesso ci hanno affidato a me, hanno affidato al Partito Democratico, hanno affidato a tutta la coalizione un importantissimo ruolo. Ragazzi, ci sarà molto da fare e molto da lavorare. Comunque tanto ora ci vediamo presto. Oramai sei qui? Oramai, diciamo, adesso comunque ci vedremo tutti, i giornalisti, c'è una conferenza stampa fissata, ci saranno tutti i passaggi da fare. Ora in questo momento godiamoci la festa e iniziamo a pensare, insomma, ci sarà un grande lavoro da svolgere, solo questo, e sarà un lavoro per tutti, perché questo è il ruolo del sindaco, si parla a tutta la città, chi ci ha votato, ci ha dato un grandissimo risultato, veramente importante, e anche a chi non ci ha votato per cercare di convincere più persone possibile. Questo è il lavoro migliore che possiamo fare. Ragazzi, ora vi saluto un secondo, finisco il giro di saluti e con tutti ci si ritrova, non so dove, ma ci si ritrova.